Oggi mi sono svegliato con un solo obiettivo, ovvero vedere i fenicotteri di Stagno De Paoli con i miei occhi. E dato che era una bella giornata e il sole brillava, ho detto, perché non fare una bella corsa? Però nulla mi avrebbe preparato per quello che stavo per vivere. E sa dove sono i fenicotteri? No, i fenicotteri, la vedi quella torre là? Sì? Oltre la torre. Oltre la torre! Perché c'è Nonostante l'attacco subito, io rimango un guerriero. E cosa fanno i guerrieri? Lottano! E io lotto nella natura. Vedere quei fenicotteri era il mio obiettivo, e neanche un cane inferocito mi avrebbe fermato da realizzarlo. E dentro di me sapevo che ero sempre più vicino, perché più andavo avanti, più aumentavano i cartelli di divieto di caccia. Ho pensato di mollare? Sì. Ma sono andato avanti? Sì. Ne è valsa la pena? Assolutamente sì. Madre natura. Sembra quasi che abbiano percepito che io mi sto avvicinando e si stanno allontanando pianissimo. Oh. Anche se ho cercato di fare il più piano possibile, i fenicotteri si sono accorti della mia presenza e hanno preso il volo. Comunque qualche scorcio di loro sono riuscito a vederlo e da lontano queste sono le shot che riuscivo a vedere, questo è il meglio che posso darvi. Però in compenso il posto in cui ero, raga, era mozzafiato. E anche oggi, nella battaglia uomo vs natura, la natura rimane imperturbata. E all'uomo non resta che osservarla da lontano, mentre lei rimane sempre e comunque imperturbata. Al paesello sardo!